capita qualche volta. Amici sportivi ben ricollegati con il Palavaccari per il secondo tempo di Montecchio Precalcino Veneta Lab Breganze. Per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, un saluto da Stefano Rettis alla voce con le riprese di Mauro Pesavento. Andremo a seguire questi ultimi 25 minuti di una partita veramente scoppiettante che vede in vantaggio il Montecchio Precalcino per 4-3. C'è stata subito l'occasione di allungare per il Montecchio con questa incursione a tu per tu contro Marco Zanfi di Matteo Loguercio, pallina aerea che però non è riuscito Loguercio a far entrare in rete, pallina che sovrasta la porta di Zanfi. Adesso regala il possesso al Breganze che tenta anche lui l'incursione in area ma intercetta Posito per il Montecchio Precalcino. Ancora Posito adesso in possesso di sfera, Posito per Bozzetto, Bozzetto trova il pressing di Costenaro. Montecchio adesso con Posito, grande occasione, cerca l'alza, schiaccia Posito, non trova però lo specchio delle porte. Ancora Montecchio Precalcino con Andrea Zanini a giocare sulla destra per Liam Bozzetto. Nuovamente lo scambio tra il Bozzetto e il capitano del Montecchio Precalcino. Loguercio per Bozzetto, gioca verso Posito, ma c'è però un fallo del Breganze di Andrea Dalla Valle su Liam Bozzetto e va ad assegnare il fallo numero 8 del Breganze, fallo di squadra numero 8 che quindi si avvicina pericolosamente al 10° fallo di squadra. Posito si libera della difesa breganzese ma poi chiude molto bene la formazione di Perea, contropiede del Breganze ma intercetta Andrea Zanini in fase difensiva per il Montecchio. Bozzetto a giocare sulla destra per Posito, Posito poi libera all'indietro per Andrea Zanini che spara dalla metà campo, tiro che finisce alla destra di Marco Zanfi, la va a recuperare Andrea Dalla Valle. C'è stato un fallo nel frattempo del Breganze, dunque palla a favore del Montecchio. Posito intercetta Dalla Valle che ferma Posito, 3 contro 3 adesso. Torres mantiene il possesso della sfera, Torres decide di ritornare indietro, il gioco per Dalla Valle, pallina per Dalla Valle che va al tiro sporcato però in fase difensiva da Liam Bozzetto che adesso rilancia i suoi con Facundo Posito in possesso di sfera. Posito con tutta tranquillità a ricostruire l'azione offensiva del Montecchio. Posito gioca per Zanini, Posito poi Bozzetto, si alza di un paio di metri Dalla Valle a fermare Bozzetto. Ancora Montecchio con Loguercio, Posito indietro per Andrea Zanini, il capitano per Loguercio, ancora scambio tra i due. Loguercio indietro per Liam Bozzetto, ultimi 8 secondi di gestione, sfera per il Montecchio, recupera adesso all'angolo Stefano Dal Santo a rilanciare il Breganze, macina metri Dal Santo sulla destra, poi gioca con questo tocco all'indietro per Costenaro, Torres, Costenaro, nuovamente Torres all'angolo, proprio sotto la propria curva. Torres gioca per Dalla Valle che passa all'indietro per Stefano Dal Santo, al tiro Dal Santo per cercare la deviazione di Torres, intercetta la difesa del Montecchio che però commette fallo. Costenaro per Breganze, mette in mezzo per Dal Santo e adesso ancora occasione per il Breganze, si trova da solo Dalla Valle a tu per tu contro per l'appunto il suo omonimo Matteo Dalla Valle. Andrea Dalla Valle del Breganze a cercare di battere Matteo Dalla Valle, c'era già riuscito in occasione del primo gol Andrea Dalla Valle.
Montecchio adesso con Andrea Zanini, il passaggio per Facundo Posito all'angolo, adesso si va lungo Balaustra, il raddoppio su Posito, Costenaro per il Breganze. Costenaro rientra intanto la difesa del Montecchio, un Breganze che commette il non fallo di squadra. Tiro intanto di Ramiro Torres, pallina che viene recuperata dietro porta da Zanini che sbaglia il disimpegno. Breganze adesso che si fa pericoloso lì nei pressi del Matteo Dalla Valle. Lo Guercio chiude Stefano Dal Santo. Ripartenza adesso proprio di Dal Santo per il Breganze. Dal Santo aggira la porta di Dalla Valle, indietro Dal Santo per Torres. Torres se ne va sulla destra, cerca di inserirsi in area, costretto ad uscire da Liam Bozzetto. Ancora Torres che cerca disperatamente il centro area bianco-verde. Si prova con l'alza e schiaccia intanto Facundo Posito. Ripartenza del Breganze. Andrea Dalla Valle al tiro, fermato dalla stecca di Matteo Lo Guercio. Posito per Lo Guercio, scambio con Bozzetto. Al tiro Andrea Zanini, nulla da fare, pallina che si impenna sulla deviazione della difesa rossonera. Time out intanto a 19 primi e 39 secondi dal termine della partita, un time out chiamato da Roberto Zonta. Alle altre piste intanto Montebello che va sul 3-2 nei confronti dell'Hockey Bassano. Dunque Montebello-Bassano 3-2, mentre Correggio-Novara 5-4 a favore di Correggio. Partite già giocate ieri, Roller Bassano Trissino 05 finita 5-6, mentre Tiene Amatori Modena 5-3. Per il girone B Viareggio Grosseto finita 6-4, mentre si sta giocando Forte dei Marmi Sarzana con il punteggio di 3-3. Altra partita che si sta giocando per la Serie 1, Bassano Forte dei Marmi, in vantaggio Bassano per 3-1. Torniamo intanto con gli occhi alla nostra pista. Adesso sbaglia qui il Montecchio in fase offensiva, regala il possesso al Breganze con Ettore Barbieri. Adesso Facundo Posito, su di lui c'è proprio il pressing di Barbieri. Il raddoppio intanto anche Bertollo, si riparte con il Breganze. Torres, il tiro alla disperata di Torres, non trova però la porta di Dalla Valle, quindi va a ricostruire la propria trama offensiva il Montecchio con Bozzetto, Posito e Zanini, ma adesso intercetta Dal Santo con Torres che si era ben disimpegnato, ma qui però viene atterrato in area da Liam Bozzetto e dunque ci sarà un rigore a favore del Breganze. Quando mancano 18 minuti e 41 secondi al termine della partita, dal dischetto adesso si porta Stefano Dal Santo per il Breganze, anzi si dà il cambio con Silvio Costenaro. Sul punto di battuta dunque Silvio Costenaro contro Matteo Dalla Valle. Alessandro dà il via, va al tiro Costenaro, para Dalla Valle per il Montecchio. Ancora Breganze con l'incursione in area di Ettore Barbieri sull'assist proprio di Silvio Costenaro. Non è riuscito
a trovare il pareggio qui Veneta Lab Breganze. Si riparte adesso con il Montecchio in possesso di sfera, Lo Guercio, su di lui c'è il raddoppio, tutto regolare. Costenaro riparte con Stefano Dal Santo, Ramiro Torres, e ci mette del suo qui Matteo Dalla Valle. Altri momenti concitati in questo frangente, con continui capovolgimenti di fronte tra Montecchio Precalcino e Breganze. Partita che al momento, dal punto di vista dello spettacolo, veramente non sta riservando sorprese, lo sapevamo, sarebbe stata una partita combattutissima e non si stanno risparmiando nessun colpo le due formazioni, quella di Zonta che lotta per rimanere sola in classifica e cercare di allungare. Qui intanto viene segnato il tiro diretto per il 10° fallo di squadra delle Breganze. Sulla pallina si porta Andrea Zanini contro Marco Zanfi. Parte Zanini, va al tiro, para Zanfi. Neutralizzata dunque anche questa palla passiva a favore del Montecchio. Riparte il Breganze, Ramiro Torres per Bertollo, Dal Santo, ancora Bertollo. Nuovamente Dal Santo chiede lo scambio con Torres al centro pista con Bertollo. Bertollo poi va verso l'area, il passaggio nei confronti di Barbieri. Barbieri adesso in possesso di sfera. Bertollo, Dal Santo. Dal Santo riesce a liberare sulla destra dove c'è Torres. Tiro di Torres. Terminano i 45 secondi di possesso sfera per il Breganze. Pallina dunque che torna al Montecchio Precalcino. 16 primi e 50 secondi al termine. 4-3 per il Montecchio Precalcino, che ha appena sprecato anche il bonus del 10° fallo di squadra, con Andrea Zanini che adesso è uscito dolorante. Ha accusato un colpo Andrea Zanini, dunque staremo a vedere se è soltanto una cosa di poco conto per il forte giocatore del Montecchio, il capitano del Montecchio Precalcino. Montecchio Precalcino che tra l'altro deve fare a meno anche di Stefano Campagnolo, costretto fuori in isolamento fiduciario. Ed è un cambio in meno non da poco per mister Zonta. Breganze intanto con Torres per Dal Santo, Bertollo. Dal Santo, serie di finte di Stefano Dal Santo, poi riesce a dare palla a Ramiro Torres che spara dalla metà campo. Viene fischiata palla alta da parte del signor Edoardo D'Alessandro. Pallina per Posito per Poli, nuovamente Facundo Posito che cerca la via dell'area breganzese, ancora pallina del Montecchio. Posito che gioca indietro per Davide Zanini, il tiro al volo intanto di Matteo Lo Guercio trova la parata di Marco Zanfi. Breganze adesso con Ettore Barbieri che appoggia lì per Ramiro Torres che si fa portare via palla da Matteo Lo Guercio, che lascia lì per Andrea Poli, ma recupera molto bene Bertollo per il Breganze, che va a chiudere, va a metterci la pezza e regala nuovamente il possesso alla formazione ospite
con Ramiro Torres, la pallina aerea in area per Ettore Barbieri, che sbaglia però adesso il retropassaggio nei confronti di Bertollo. Infatti viene fischiata l'infrazione di 5 secondi della propria metà campo per il Breganze. (14:50) al termine della partita, sfera in possesso al Montecchio Precalcino con Poli che va a servire Lo Guercio, l'alza e schiaccia, si distende Zanfi, riparte il Breganze, Ettore Barbieri, ancora lui in possesso di palla, Barbieri lungo sponda all'indietro per Stefano Dal Santo che carica il tiro e la pallina che va ad impattare sul casco di Matteo Della Valle, che chiede un attimo di pausa per ripulire la visiera. Pallina che evidentemente gli ha segnato la visiera. Si fanno sentire intanto i tamburi sia sulla mia destra, dove c'è gruppo Ultras del Breganze, dalla sinistra invece quello del Montecchio Precalcino. 14:25 al termine della partita, adesso sul punto di battuta Andrea Zanini per Montecchio Precalcino. Intanto Zanini è ritornato in pista, dunque buona cosa per la formazione di Zonta. Lo Guercio, niente di grave dunque fortunatamente per Andrea Zanini, che adesso è nuovamente in pista a dare manforte ai suoi ragazzi. Il capitano del Montecchio, Posito, eccolo qui per Andrea Zanini, Poli, Lo Guercio, Zanini per Poli, palla indietro per Facundo Posito, Facundo lascia lì per Andrea Zanini che va al tiro, costretto anche dai colpi del proprio portiere che scandiscono gli ultimi 10 secondi di possesso sfera. Andrea Della Valle intanto per il Breganze, ancora Andrea Della Valle, cerca la smarcatura di Silvio Costenaro, ancora Della Valle, riesce a servire adesso Costenaro in possesso di sfera, nuovamente per Della Valle, in girata, ancora Breganze con Della Valle, disturbato da Poli che accusa un colpo da parte di Della Valle. Si rialza Poli, tutto a posto per il giocatore numero 4 del Montecchio. Si riparte con questa punizione a favore del Montecchio. Facundo Posito verso Lo Guercio, pallina per Capitan Zanini. 13 minuti esatti dal termine della partita. Riparte il Breganze con Costenaro, poi Dal Santo cerca di incunearsi dentro l'area del Montecchio, non ci riesce, ma la pallina ancora dei rossoneri. Bertollo, su di lui c'è Poli, siamo all'angolo, pallina a favore del Montecchio con Zanini che va a servire Posito. Riparte il Montecchio, chiude la difesa del Breganze e costringe i biancoverdi a ripartire dalla metà campo con questo giro palla assegnato a Zanini, Posito e Poli. Adesso esce dall'area anche Lo Guercio. Dal Santo, la Veronica di Dal Santo, pallina però che si impenna, finisce alta, probabilmente c'è stata la deviazione di un difensore del Montecchio. Staremo a vedere poi a chi viene assegnato, assegnata la punizione, il punto di battuta. Nel frattempo time out chiamato da Nestor Perea per il Breganze a 12 minuti e 19 secondi dal termine della partita, una partita che sta vedendo in vantaggio per 4 reti a 3 il Montecchio Precalcino e la formazione di casa.
dovesse finire così la partita, vedrebbe il Montecchio solo al comando con un più 3 punti sul Trissino e un più 5 proprio ai danni della Veneta Lab Breganze, la formazione ospite di questa sera. Al contrario, 3 punti al Breganze porterebbero la formazione di Perea sola al comando, ma con un solo punto di vantaggio su Montecchio e Trissino. Quindi veramente una sfida a viso aperto tra le due formazioni in pista. Tiro intanto di Del Santo, ci sono le gambe di Liam Bozzetto a dire di no. Perde possesso di sfera, il controllo Andrea Della Valle e dunque ripartenza Montecchio. Liam Bozzetto ferma Bertollo che allunga troppo la sfera, e ancora Breganze. Bertollo però riconsegna Liam Bozzetto. Bozzetto scambio con Profundo Posito. Montecchio che si rende pericolosa dentro l'area del Breganze. Commesso però fallo su Del Santo e Montecchio raggiunge quota 9 falli di squadra, mentre è a 12. Nove falli di squadra Montecchio, a 12 il Breganze. Del Santo riesce a spazzare all'indietro dove c'è il capitan Costenaro. Costenaro nuovamente per Stefano Del Santo. Va al tiro Del Santo, va a mettere una pallina lì nei pressi di Matteo Della Valle, dove arriva però in anticipo su Silvio Costenaro. 11 primi e 16 secondi al termine della partita. Andrea Della Valle si allunga la pallina, riesce a chiudere il Montecchio con Posito. La pallina esce però dal rettangolo di gioco, sarà rimessa in gioco a favore del Breganze. Si parte nuovamente con Breganze. Andrea Della Valle dalla destra cerca di sorprendere Matteo Della Valle, e adesso la punizione è affidata al Montecchio Precalcino. Liam Bozzetto per Andrea Poli, su di lui c'è Costenaro, va al raddoppio intanto Andrea Della Valle, commette infrazione Poli del Montecchio. Ripartenza del Breganze. Del Santo per Bertollo mette una pallina lì su Matteo Della Valle, costretto agli straordinari per sventare il pericolo del Breganze. Poli per Andrea Zanini. Cade Poli, tutto regolare per D'Alessandro. Liam Bozzetto indietro per capitana Zanini. Zanini, il passaggio in mezzo è preda di Andrea Della Valle, che adesso rilancia il Breganze. Dalla Valle chiude Posito, altra ripartenza, la transizione questa volta è di biancoverdi di Zonta. Il Montecchio con Andrea Zanini che va al tiro, però c'è Bertollo a fermare, ma riconquista Poli per il Montecchio. 2 contro 2, rientra intanto Bertollo. Non c'è un secondo di tregua in questa partita. Costenaro per Bertollo. Del Santo. Silvio Costenaro, il capitano del Breganze, va al tiro, ci mette la stecca Liam Bozzetto e riesce a deviare
il tiro del Breganze, arriva questa pallina lì in centro area dove c'è Del Santo, ma intercetta molto bene la difesa del Montecchio, che adesso rilancia con Andrea Zanini che va al tiro, pallina però deviata alta da Silvio Costenaro. Sarà infatti battuta a favore del Montecchio Precalcino. 8 primi e 56 secondi al termine della partita. Montecchio Precalcino 4, Breganze 3. Questa è la situazione di questa partita combattutissima, dove questa sera ci si gioca la prima posizione in classifica. Posito il gioco aereo di Facundo Posito per il quinto gol del Montecchio Precalcino a 8 primi e 45 secondi. Doppio vantaggio dunque per il Montecchio Precalcino, che con questa rete di Posito ha fatto tutto da solo il bomber del Montecchio. Qui c'è intanto il palo di Stefano Del Santo, 2 contro 1 adesso, qui pecca forse un po' di ingordigia Lo Guercio, va al tiro, sulla destra c'era Posito tutto solo, riparte adesso il Montecchio. Lo Guercio rientra però la difesa del Breganze, sulla sinistra arriva ad Almaforte Posito. Lo Guercio indietro, riesce il disimpegno nei confronti del capitano Andrea Zanini che va al tiro, pallina però che va all'angolo e viene recuperata da Stefano Del Santo per il Breganze. Si riparte adesso con i rossoneri in possesso di sfera. Ramiro Torres, finta il tiro Torres, poi c'è la Veronica di Ramiro Torres e il fallo. Time out intanto chiamato da Roberto Zonta quando mancano 7 minuti e 50 secondi. Montecchio che poco fa ha raggiunto quota 5 gol, dunque si porta a +2 sul Breganze con la rete di Posito che dunque segna la sua momentanea doppietta personale questa sera, doppietta per lui e per Liam Bozzetto con rete di Lo Guercio, mentre per il Breganze i 2 gol di Ramiro Torres e di Andrea Dalla Valle. Le altre piste intanto Montebello Bassano 4-3, mentre con Reggio Novara 5-6. Per il girone B invece si sta giocando Forte di Marmi Sarzana 4-3 a favore dei toscani. Occhi alla pista, si riparte con il Montecchio Precalcino. Posito per Liam Bozzetto atterrato da Ramiro Torres. Breganze costa il 13° fallo di squadra. Zanini sbaglia però il disimpegno, Zanini ci mette del suo qui Andrea Dalla Valle, la velocità però di Zanini gli ha consentito di andarsi a riprendere la sfera. Un po' di nervosismo intanto tra Zanini e Andrea Dalla Valle. Fallo a favore di Breganze che sul punto di battuta porta Capitan Costenaro. Il tiro intanto di Andrea Dalla Valle, pericolo per il Montecchio Precalcino che può ripartire con Bozzetto che serve Facundo. Facundo Posito, finisce a terra Posito e c'è il 14° fallo di squadra del Breganze, vicinissimo dunque il Breganze, il 15° fallo che darebbe un'altra palla passiva
al Montecchio Precalcino per potersi portare sul +3. Costenaro per Dal Santo, spara Dal Santo, pallina nuovamente sulla visiera di Matteo Dalla Valle. Bozzetto per il Montecchio, Iam Bozzetto, arriva Ramiro Torres, ma poi è nuovamente Bozzetto a riconquistare per i padroni di casa. Lo Guercio disturbato da Stefano Dal Santo. Posito sulla destra per Andrea Zanini, riesce a saltare Ramiro Torres, ma riconquista la difesa del Breganze con Dal Santo che rilancia Ramiro Torres. Dal Santo adesso, Dal Santo nuovamente indietro per Torres, spara Torres, la pallina però deve essere stata colpita probabilmente con il pattino da Andrea Dalla Valle, dunque è punizione a favore del Montecchio. Facundo Posito per Liam Bozzetto, pallina però difficile da gestire per Bozzetto, e qui c'è un cartellino blu per Matteo Lo Guercio per questo fallo su Ramiro Torres. Edoardo D'Alessandro estrae cartellino blu per Matteo Lo Guercio e dunque adesso possibilità per il Breganze di accorciare le distanze con Ramiro Torres che adesso si porta sul punto di battuta dal dischetto del tiro diretto. Sfida dunque di fuoco tra Ramiro Torres e Matteo Dalla Valle. Alessandro Dail via parte Ramiro Torres, il tiro di Torres e riesce qui Matteo Dalla Valle che viene complimentato dai propri compagni di squadra. Bellissima la partita del portiere del Montecchio che anche in questa occasione si è veramente superato. Aveva fatto tutto bene qui Ramiro Torres, ma è riuscito a distendersi quel tanto in più Matteo Dalla Valle per neutralizzare l'attacco, la possibilità di gol del Breganze che adesso può ancora sperare nella superiorità numerica. Andrea Dalla Valle, Torres, Dalla Valle, finta il tiro Dalla Valle, Dal Santo adesso, Dalla Valle, va al tiro Torres, nulla da fare, riparte il Montecchio che gioca momentaneamente in 3 contro 4. Posito riesce a tenere bene il possesso di sfera, Posito al raddoppio su di lui, ma ancora Posito in possesso di sfera. Bozzetto, Liam Bozzetto, le finte di Bozzetto a cercare di tenere più secondi possibile il possesso di sfera per far passare questi secondi di inferiorità numerica. 4 minuti e 50 secondi al termine della partita. Ramiro Torres qua non riesce a amministrare la palla per entrare in area. Punizione a favore delle Breganze per questa pallina alta di Bozzetto, stecca alta di Liam Bozzetto. Ancora superiorità del Breganze con Dal Santo che va al tiro, ma però ci mette la stecca Liam Bozzetto. Tiro al volo qui di Dalla Valle, tiro però non proprio potentissimo, ha avuto tutto il tempo Matteo Dalla Valle di metterci il guantone. 4 minuti esatti al termine della partita. Va al tiro Dal Santo, pallina che finisce di poco a lato del palo sinistro della porta, difesa da Matteo Dalla Valle. Poli adesso in possesso di sfera, c'è il pressing di Ramiro Torres, infrazione di 10 secondi nella propria metà campo per il Montecchio Precalcino che adesso deve
cedere il possesso di sfera al Breganze. Andrea Della Valle mette una pallina lì in mezzo area all'indirizzo del proprio compagno di squadra Ramiro Torres. Ancora Breganze adesso con Dal Santo gioca indietro per Andrea Della Valle, pallina in mezzo di Costenaro che però viene intercettata da Facundo Posito per Liam Bozzetto. Ancora la pallina lì in mezzo, non c'è nessuno però con la casacca bianco-verde a ricevere l'assist di Bozzetto, c'è soltanto la difesa del Breganze che adesso ricostruisce la propria azione offensiva con Dal Santo. Ultimi 3 minuti esatti di partita, ultime possibilità per il Breganze. Invece 2 minuti e 50 di possibile gestione per il Montecchio Precalcino che adesso riconquista la sfera con Andrea Zanini, Liam Bozzetto. Adesso chiaramente Breganze cercherà di alzare il pressing sul portatore di palla bianco-verde per giocarsi le ultime carte, le ultime possibilità in questi ultimi 2 minuti e 20 secondi di partita. Dal limite area del Montecchio per il Breganze, va al tiro Dal Santo, para Matteo Della Valle, ripartenza del Montecchio Precalcino con Poli costretto a girare largo della porta di Zanfi. Dal Santo che tocca per Costenaro. Ultimi 120 secondi di questa partita veramente bellissima tra Montecchio Precalcino e Breganze. Dal Santo cerca di incunearsi, che viene fischiato il 10° fallo del Montecchio e dunque adesso qui la situazione si fa abbastanza calda perché dal dischetto Stefano Dal Santo avrà la possibilità di accorciare le distanze, di portarsi su 5-4 quando manca 1 minuto e 51 secondi e dunque poi tutto sarebbe veramente possibile. Tanto ha chiesto una piccola pausa, un piccolo break Matteo Dalla Valle. Sul punto di battuta Stefano Dal Santo, 28enne, classe 1993. Parte Stefano Dal Santo, va al tiro Dal Santo, c'è la parata di Dalla Valle che neutralizza questa palla dal tiro diretto di Breganze. E quindi adesso partita che sorride alla formazione bianco-verde con Poli che cerca il centro area breganzese. Barbieri mette la pallina in mezzo, intercetta Posito, ripartenza Montecchio con Bozzetto, ci mette però del suo Ramiro Torres che ferma l'azione offensiva del Montecchio. Dal Santo, ancora il casco di Matteo Dalla Valle, ingaggio a 2 dalla destra della porta del Montecchio, 1 minuto esatto al termine della partita. Posito ferma però Stefano Dal Santo, ultime possibilità per il Breganze sotto di 2 reti, intercetta qui Facundo Posito, Montecchio che adesso potrebbe portarla in gestione fino alla fine, va a forzare comunque con
questa azione di Bozzetto a cercare Matteo Loguercio lì proprio davanti alla porta, difesa da Marco Zanfi. Ultimi 30 secondi, pubblico del Montecchio che adesso comincia il suo countdown. Allontana palla la difesa del Montecchio, se la va a riprendere Loguercio. Breganze adesso, ultimi 10 secondi, Ramiro Torres al tiro, Torres para, Matteo Dalla Valle, Andrea Zanini in possesso di sfera. Termina qui la partita tra Hockey Montecchio Pregalcino e Veneta Lab Breganze con il risultato di 5-3 a favore della formazione di casa del Montecchio Pregalcino. Una partita questa che concede al Montecchio, consente al Montecchio di raggiungere in solitaria la testa della classifica, sale dunque a quota 21 punti il Montecchio Pregalcino, resta a 16 il Veneta Lab Breganze. In seconda posizione si trova il Trissino con 18 punti, festeggia intanto il Montecchio Pregalcino, volti ovviamente delusi da parte delle Breganze, un Breganze comunque che è riuscito, non ha mai mollato un attimo, sempre stato in partita, però dalla metà del primo tempo in poi un Montecchio che forse ha avuto, anzi ha avuto sicuramente qualcosa in più rispetto all'avversario. Io vado a ripetere le reti per il Breganze Dalla Valle, poi la doppietta di Torres per il Montecchio Pregalcino, doppietta di Posito, doppietta di Liam Bozzetto e gol di Matteo Loguercio. Vado a ricordare i prossimi appuntamenti dunque per queste formazioni con la decima giornata, sabato 8 gennaio 2022, dove Breganze farà visita al Tiene per un altro derby dunque vicentino, altro derby vicentino lo giocherà anche Montecchio Pregalcino che farà visita al Trissino dunque per un altro scontro diretto al Vertice. Per noi è davvero tutto da Stefano Rettis e Mauro Pesavento alle riprese. Buona serata a tutti, ma soprattutto auguriamo a tutti buone feste e felice anno nuovo. Grazie ancora.